Ora andiamo insieme a scorrere il programma che ci aspetta. Per la categoria ragazze sono 7 le batterie in programma, 3 per le junior e 3 a livello assoluto, quindi andiamo a 13 batterie dei misti femminili. Per il settore maschile 6 batterie ragazzi, saranno a seguire 4 le serie junior e poi la categoria assoluta con 4 serie, quindi 14 serie maschili dei misti in programma per un totale di 27 serie dei 200 misti. Si proseguirà poi con lo stile libero, 7 batterie ragazze, seguite da 7 batterie ragazzi, seguire la categoria juniores con un totale di 5 batterie femminili e di 5 batterie maschili. Si proseguirà poi con gli assoluti con in totale 5 batterie per il settore femminile e poi a conclusione del programma del pomeriggio le 4 batterie dei 50 stile libero assoluti maschili. Naturalmente ricordiamo che mentre gara diretta quella dei 200 misti, che prevede per le migliori 6 in assoluto tra le categorie junior e assoluti la super finale prevista per giovedì mattina, quindi per dopodomani mattina, sono a batteria di qualificazione i 50 stile libero che vedranno poi la finale sempre nella mattina di giovedì. Qualificazioni dei 50 stile per le categorie junior e assolute, invece batterie serie dirette per la categoria ragazze e ragazzi al femminile e al maschile, che concluderanno invece qui la prova dei 50 stile. Questo è quello che ci aspetta. Intanto torniamo in vasca con Jessica Corner, atleta dell'Azzurra Nuoto Prato in corsia 5, che ha ormai accumulato un buon margine di vantaggio. Nelle prime 6 vasche si passa con lei alle 2 conclusive, agli ultimi 50 metri a stile libero. Intanto ne approfittiamo per presentare la 6ª serie alla partenza. In corsia 1 Eva Cimenti, Piave Nuoto, in 2 Cecilia Bernasconi, Team Insubrica, in corsia 3 Giada Dori, Milano Nuoto, in 4 Francesca Panziera, Veneto Banca Montebelluna, in corsia 5 Priscilla Tonetto per la Piave Nuoto. Bracciate conclusive per Jessica Corner, classe 1998, toscana dell'Azzurra Nuoto Prato, che conclude la sua prova con 2,53 e 21 e dunque primato personale per vincere la 7ª serie dei 200 misti ragazze.